È martedì 26 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Come sempre cominciamo il nostro appuntamento quotidiano con le notizie. Torniamo alla giornata di ieri, una giornata dedicata tutta alla lotta alla violenza sulle donne. Ne sono fuoriusciti dati allarmanti che si sposano con i tentativi di arginare il fenomeno, dalle sinergie tra le istituzioni e anche alla formazione del personale. È arrivato anche il monito del presidente Mattarella: non si è fatto abbastanza. Dove sei? Ma quanti ragazzi conosci? Ma cosa fai? Ma perché ti vesti in questo modo? Ecco, questi sono dei piccoli segnali che ci fanno proprio capire che magari in futuro potrebbe nascere qualcosa che in realtà non è una relazione sana. Vanno a dire: ah, mi dai il tuo Instagram, quindi mi dai la password del tuo Instagram, perché proprio vogliono avere al 100% il controllo su quella persona. La violenza di genere vista da Alice e Gloria, 17 anni. Ci sono anche quelli della quarta B del liceo Turrisi Colonna al Tribunale di Catania. Sono proprio quelle giovanissime di cui nella giornata contro la violenza sulle donne il presidente Mattarella ha detto: non si è fatto abbastanza per salvaguardarle, nonostante i numeri allarmanti. Solo a Catania 1500 segnalazioni in un anno, elenca il questore, che emanando gli ammonimenti ha un ruolo cruciale. Non è soltanto un problema di contrasto, né tantomeno solo un problema di prevenzione del fenomeno. Qua c'è la necessità di fare un cambio di passo da un punto di vista proprio culturale. Cambiamento che passa attraverso la formazione non solo del personale di polizia che si trova davanti storie di abusi e violenze, ma anche degli avvocati. Avendo un ruolo delicato da rivestire, nutrirlo di competenze, di professionalità e di sensibilità, ma soprattutto di preparazione. Abbiamo sempre assistito a una mentalità nella quale il miglior difensore è quello che estremizza la difesa e le ragioni di una parte. Invece oggi bisogna avere la consapevolezza che è la composizione della crisi l'unico strumento attraverso il quale si darà soluzione. La Procura di Catania tratta 1500 processi da codice rosso ogni anno, dal delitto d'onore punito con una pena inferiore al furto aggravato ai matrimoni riparatori per le ragazze stuprate. Il mondo è cambiato e sono cambiate le leggi, ma l'ottimismo si scontra ancora con i numeri. Una donna su 3, dicono le statistiche, ha subito violenza. E da Palermo arriva la storia di Veronica, vittima di violenza da parte dell'ex marito. L'abbiamo intervistato, l'ha fatto per noi Marco Gullà. Mi ha dato calci e pugni, ho rischiato di perdere mia figlia per una sua aggressione. Alzava le mani e anche verbalmente mi riempiva di parolacce. Ci sono state diverse occasioni in cui appunto mi tirava i capelli, mi dava degli schiaffi. Lei è Veronica, donna palermitana, madre di 3 figli e vittima di violenza da parte dell'ex compagno. Discussioni, liti furibonde e soprattutto violenza. Come quando al 6° mese di gravidanza Veronica viene aggredita con calci e pugni e rischia di perdere la figlia, che adesso ha 6 anni. In un'occasione, il giorno prima appunto di sentirmi male e appunto avere questo parto improvviso, avevo ricevuto un pugno nella pancia e quindi da là è cominciato che sono stata male per tutta la notte e l'indomani mattina mi hanno ricoverato. Perché c'erano queste discussioni? Perché era così violento? Lui era così violento perché si faceva, diciamo, dei pensieri strani nella testa se mi trovava il telefono occupato. Pensava che stavo parlando, mi diceva proprio espressamente stavo parlando con qualche amante, se capitava di incontrare qualche amica diceva appunto che facevamo cose strane. Al fianco di Veronica c'è il figlio. Sono momenti delicati, anche perché sulla donna incombe una procedura di sfratto. Deve lasciare casa perché non riesce più a pagare l'affitto. L'ufficiale giudiziario la scorsa settimana, quando è venuto, ha dato 10 giorni di tempo ad oggi. Quindi oggi sono in attesa appunto che si ripresenti per fare l'esecuzione. In questi casi comprovati si va in deroga alla graduatoria
e si assegna un alloggio con priorità perché l'obiettivo primario è quello di mettere in sicurezza il nucleo familiare. Veronica vuole rialzarsi e lasciarsi alle spalle questo periodo nero. Ha paura di questa situazione? Sì, abbastanza. Allora Emanuela, andiamo ai giornali stamattina, immagino che ci sono tanti riflessi rispetto alla giornata di ieri. Sì, il tema dell'indipendenza economica delle donne è strettamente correlato, come abbiamo visto anche in questa storia, a quelle che sono poi le storie anche di violenza. Intanto vediamo la Sicilia di oggi, che dedica ancora tante pagine sul tema della violenza sulle donne. Per esempio sulla prima pagina della provincia di Catania vediamo, a proposito di storie, la testimonianza, la storia in questo caso non di una vittima diretta, ma della mamma di una vittima, che ha raccontato al quotidiano: mia figlia 6 anni fa è stata stuprata, seguite il suo esempio, denunciate. La storia sofferta di una madre che adesso vuole aprire un centro antiviolenza, perché ricordiamo che dietro queste storie di violenza non c'è solo la vittima diretta, ma ci sono anche le famiglie dietro le quali, appunto, sulle quali poi cadono anche i dolori, i drammi di violenze che spesso poi finiscono in femminicidi. E poi vediamo questa bella foto con i fiori del male, considerato del bene, ecco. Parliamo sempre di cose negative. Ecco, i fiori del bene, considerato prioritario seminare nelle scuole appunto per arginare il triste fenomeno della violenza sulle donne, quindi investire su un cambio culturale per quanto riguarda le nuove generazioni. Ma andiamo a vedere anche una serie di iniziative che ci sono state ieri nel capoluogo etneo. Intanto il questore che parla alle vittime, il questore di Catania Bellassai: non abbiate paura, siamo pronti ad ascoltarvi senza giudicare. Per la celebrazione del 25 novembre la polizia appunto ha organizzato diverse iniziative, un convegno in tribunale e poi il camper in piazza con i giovani protagonisti. Questo non è amore è il titolo della campagna contro gli abusi, una campagna itinerante della Polizia di Stato che comunque dura durante l'anno. Ecco, bisogna ricordare che non bisogna pensare alla violenza sulle donne soltanto il 25 novembre, ma bisogna parlarne sempre e costantemente durante tutto l'anno. Appunto, questo non è amore è stato lo slogan che ha fatto da filo conduttore a tutte le iniziative della Polizia. E poi ancora vediamo agli studenti della scuola Rapisardi Alighieri, fiori di parole per insegnare appunto parità e rispetto. Ieri volantinaggio educativo e flash mob degli studenti. Poi, sempre su questa pagina, l'allarme dell'UGL. Ecco, non esiste soltanto la violenza fisica, in molte patiscono anche quella economica, quindi molte donne che restano legate in questi rapporti tossici proprio perché non hanno un'alternativa economica. E poi ogni ragazzo impari a dire di no e a rispettare il no degli altri. Questo in occasione del convegno dibattito promosso dalla segretaria generale della UIL etnea Enza Meli, a cui ha preso parte anche il prefetto Maria Carmela Librizzi. E ancora all'Arnas Garibaldi: l'amore tossico quando le relazioni sono patologiche, concorso per le scuole. Anche l'ospedale Garibaldi in campo con una tavola rotonda è un'iniziativa che intende proprio sensibilizzare sulla tematica le giovani generazioni. Affrontata anche la questione legata a prevenzione, tutela e gestione di casi di violenza sulle donne. E in qualche modo restiamo in tema, perché di ieri la notizia che l'olimpionico Antonino Pizzolato andrà a processo per stupro di gruppo. È accusato assieme a 3 suoi amici di aver abusato a Trapani di una turista finlandese. Dagli applausi per le sue vittorie a uno scranno di tribunale spunta il nome di Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024 nel sollevamento pesi, nella violenza sessuale subita da una turista finlandese stuprata a Trapani nell'estate di 2 anni fa.
L'Olimpionico, che gareggia per le Fiamme Ore, è accusato di aver violentato assieme ad altri 3 amici la 27enne in un residence sul lungomare. Il processo con rito ordinario si è aperto il 5 febbraio di quest'anno davanti al collegio del Tribunale di Trapani. L'Olimpionico ha quindi gareggiato ai Giochi di Parigi pur essendo imputato per stupro. Con Pizzolato, 28 anni, originario di Castelvetrano ma residente alle Dispoli nel Lazio, sono a giudizio 3 suoi amici, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongioi, tutti della provincia di Agrigento. In passato Pizzolato è stato accusato anche di atti di bullismo. Nel 2018 è stato squalificato dalla federazione per 10 mesi per minacce, intimidazioni, atti di prevaricazione, anche di violenza fisica in alcuni casi nei confronti degli atleti più giovani, molti dei quali minorenni, al Centro Federale di Preparazione Olimpica della Quecetosa a Roma. Oggi, davanti al collegio trapanese, la giovane finlandese ha ripercorso quanto accaduto la sera del 22 luglio di 2 anni fa. Era a Trapani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ha ribadito di aver subito le violenze e di aver provato a fermare gli stupratori. Emanuela, torniamo di nuovo ai quotidiani. Sì, vediamo la Gazzetta del Sud a proposito di questa notizia che vede appunto Pizzolato in questo caso a processo per un presunto stupro di gruppo, violenza sessuale, sotto accusa il campione olimpico Pizzolato. Ieri in aula la testimonianza drammatica di una finlandese 29enne, è imputato, dicevamo, con 3 amici, eccolo qui in questa foto, oro. Lui è bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi. La Federazione Italiana Pesistica però rinnova la fiducia alla magistratura per accertare la verità. A proposito di stupro di gruppo, Angelo, restiamo su questa pagina perché c'è una notizia che riguarda il famoso, purtroppo, stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. No ai domiciliari, a Palermo respinta la richiesta di un imputato condannato. L'avvocato della ragazza ha detto non ha mai chiesto scusa alla vittima. E adesso altre notizie, altra cronaca. A Palermo confiscati oltre 2 milioni a una badante senza scrupoli. È stata condannata e si era impossessata dell'eredità milionaria di un imprenditore sottraendola al figlio disabile. Si era impossessata dei beni milionari di un ricco imprenditore italoamericano dopo aver circuito il figlio disabile e li aveva trasferiti all'estero. Una truffatrice di Misilmeri nel Palermitano è stata condannata per autoriciclaggio, prosciolta invece per intervenuta prescrizione dall'accusa di circonvenzione di incapace. Le indagini della Guardia di Finanza sono scattate tra il 2015 e il 2018, dopo le denunce del perito del tribunale incaricato di valutare le capacità del ragazzo. La donna era stata assunta come badante dall'imprenditore di origine siciliana, titolare di un'importante catena di lavanderie negli Stati Uniti, rientrato in Italia assieme al figlio. L'uomo aveva incaricato la donna con proprio testamento di occuparsi a vita del giovane affetto da una grave patologia. In cambio le aveva lasciato in eredità 31 beni, tra terreni e appartamenti, distribuiti nell'entroterra palermitano, per alcuni dei quali era stato concesso l'usufrutto al figlio. A quest'ultimo inoltre aveva lasciato in eredità anche diverse polizze assicurative per un valore di oltre 2 milioni di euro. Dopo la perdita del padre, il ragazzo aveva sviluppato un'attrazione affettiva nei confronti della badante, che approfittando della situazione si era fatta intestare le polizze sui propri conti correnti. Il denaro era stato trasferito con l'aiuto di uno dei figli conviventi sui conti bancari di una società ungherese, costituita ad hoc, di cui era socia unica, in modo da occultarne la reale provenienza. Da lì poi erano stati fatti altri trasferimenti verso paesi extracomunitari per rendere ancora più complesso il rintraccio. Dopo la condanna, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca emesso dalla Procura per un ammontare di 2.150.000 euro. Prima di tornare di nuovo a Emanuela, c'è un'ultima ora. Dalle prime luci dell'alba a Genova è in corso un'operazione antimafia condotta dalla DIA con i colleghi di Palermo e ancora Milano e Torino. Misure cautelari in carcere nei confronti di 6 indagati accusati di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illecita di armi ed estorsione. E ancora coinvolte alcune società impegnate nella logistica, dalle quali è emerso il rischio di infiltrazioni mafiose attraverso alcuni esponenti del mandamento Tommaso Natale di Palermo e della famiglia Lo Piccolo, sempre a Palermo. Emanuela, torniamo di nuovo alle notizie. Sì, alla Gazzetta del Sud che
appunto dedica questo articolo proprio alla badante senza scrupoli, patrimonio milionario nei conti di una badante. Leggiamo, si sarebbe impossessata appunto dei beni lasciati da un ricco imprenditore al figlio disabile, erede universale, e poi da lì insomma si era fatta intestare, come abbiamo sentito, queste polizze assicurative del valore di oltre 2 milioni di euro, soldi che poi erano stati trasferiti all'estero per evitare la tracciabilità e rendere naturalmente poi le indagini ancora più complesse, perché la donna si era resa conto comunque di essere indagata. Ma andiamo a vedere anche le altre notizie, soprattutto le prime pagine di oggi per quanto riguarda la rassegna stampa siciliana. Vediamo la Repubblica di Palermo, la crisi idrica in primo piano, si allarga a Palermo. Turni non solo in periferia. Dal 2 dicembre stop all'erogazione, un giorno a settimana anche nelle zone centrali. Coinvolti 250.000 cittadini, emergenza mai così forte dal 2003. Gli esercenti protestano. E poi per quanto riguarda la politica regionale, Lombardo che presenta il suo partito, intervista all'ex governatore, stesso simbolo con la Galla e Miccichè, la convention a dicembre. E poi la sanità, 6 mesi per una visita, il limbo delle liste d'attesa, contrariamente poi a quelle che erano state anche le parole del governatore Schifani, che quando furono nominati manager della sanità disse insomma ci saranno anche degli obiettivi che dovranno raggiungere, altrimenti, così aveva detto il governatore, salteranno poi tutte queste poltrone. Ecco, in realtà ancora il problema delle liste d'attesa, che comunque è uno dei primi problemi della sanità siciliana, purtroppo non è stato risolto. Palazzi illuminati di rosso e 2 cortei, aboliamo il patriarcato, questo per quanto riguarda la giornata appunto contro la violenza di genere. E poi il caso Sea-Watch, bloccata al porto, il giudice fa sbarcare 6 bambini. Vediamo anche una notizia di sport, di calcio, per i Rosa Festival di rimpianti, quei fischi che Dionisi non sente. Vediamo all'interno qualche approfondimento. Intanto l'emergenza idrica, acqua razionata a Palermo, si allarga la mappa in 250.000 a secco. Dal 2 dicembre stop all'erogazione, dicevamo, un giorno alla settimana, non solo nelle periferie ma anche in alcune zone del centro, tra cui Lazio, Strasburgo e Leoni. Situazione mai così grave appunto dal 2003. E poi un'altra notizia, vediamo per quanto riguarda la cronaca, non era in prima pagina ma la vediamo qui. Sì, l'Arimar, un giallo ancora avvolge questa morte, questo suicidio di questa ragazza. L'Arimar si cerca una foto nei cellulari dei ragazzi. Intanto l'inchiesta si allarga. La procura per i minorenni di Caltanissetta indaga per istigazione al suicidio, per diffusione illecita di immagini e per detenzione di materiale pornografico. Questa la procura. La famiglia invece da tempo, da giorni, soprattutto la madre, dice non è stato suicidio, mia figlia è stata uccisa, ci sono anche degli adulti dietro questa vicenda. Comunque tutto questo oggi verrà chiarito dalla procura proprio per i minorenni di Caltanissetta, che ha indetto una conferenza stampa alle 10 di oggi per fare il punto anche su quelle che sono le indagini e su quelli che sono i dati in possesso appunto degli investigatori. Naturalmente poi ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali. Intanto andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia. Anche qui vediamo l'emergenza idrica con la turnazione dell'acqua a Palermo. Acqua a turni per altri 100.000 palermitani, da Mondello a Viale Lazio, da Bocca di Falco a Viale Strasburgo, tutte le nuove zone in cui dal 2 dicembre scatterà il taglio. E poi vediamo un'altra notizia oggi in primo piano, perché è stato varato il reddito di povertà. Ecco come funziona. La Regione prepara le regole per il nuovo sussidio, il bando arriverà entro Natale, non ci sarà un click day ma una graduatoria delle domande. I 2 paletti, ISEE a 5.000 euro e impiego nei lavori socialmente utili. Vediamo la Sicilia.
con alcune notizie che approfondiremo tra poco per quanto riguarda invece la rassegna stampa nazionale. Andiamo a vedere Andrea recluso a letto, una storia che oggi racconta il quotidiano: il padre, la burocrazia ci impedisce di curarlo. E poi a Giarre processo per un boss, stangata del PM sul boss dei 6x3 stile Casamonica. Questi 6x3 campeggiavano anni fa a Giarre appunto in occasione del battesimo di un bambino. Ecco, per lui sono stati chiesti, per il padre di questo bambino sono stati chiesti 16 anni e 10 mesi. Andiamo a vedere ancora la prima pagina della Gazzetta del Sud, la regione che vara il reddito di povertà. Anche qui si abbassa la soglia per ampliare la platea di famiglie che ne beneficeranno. Il bando appunto verrà pubblicato sotto Natale. I contributi saranno erogati all'inizio del prossimo anno. E poi Papardo, perché sono state chiuse le sale operatorie, atto dei consulenti che ha portato al sequestro che oggi troviamo appunto all'interno della Gazzetta. E poi ancora si parla del caso Cuzzocrea. L'ex rettore dell'Università di Messina, IPM sul caso Cuzzocrea, serve altro tempo. Ricordiamo, l'inchiesta era sui rimborsi percepiti proprio dall'ex rettore. Ancora 6 mesi per completare gli accertamenti della Guardia di Finanza. Vengono contestati abuso d'ufficio, turbativa d'asta, truffa e peculato. Grazie, molto bene, grazie Emanuela. Torniamo da te fra qualche minuto. Intanto, come ogni mattina, adesso ci colleghiamo con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia Orientale. Do il buongiorno al commissario Giuseppe Cammarata che stamattina ci parla da Enna. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento sulle notizie del traffico per quanto riguarda le strade e le autostrade ricadenti nel compartimento Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Per fortuna stamattina la situazione è molto tranquilla, quindi si segnalano poche criticità. Ne segnaliamo qualcuna giusto per avere un quadro più completo della situazione. Allora, sulla autostrada A20, la Messina-Palermo, ricordiamo che da ieri e fino al giorno 20 dicembre 2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6, è prevista la chiusura al traffico veicolare nel tratto compreso tra lo svincolo di Brolo e lo svincolo di Patti, in direzione Messina. Quindi è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Brolo con rientro allo svincolo di Patti per i veicoli provenienti da Palermo che transitano in direzione Messina. Sull'autostrada 18 Messina-Catania si segnalano rallentamenti tra gli svincoli di Giarre e da Cireale in direzione Catania per la presenza di più cantieri per la pulizia e la manutenzione della situazione post allagamenti. Sulla tangenziale di Catania, purtroppo come al solito si segnalano code e traffico intensi a causa dell'ora di punta in direzione Siracusa, e sempre sulla tangenziale dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania purtroppo ci sono code e rallentamenti. Per quanto riguarda l'autostrada 19 Palermo-Catania, persiste sempre la chiusura dello svincolo di Enna in entrata ed in uscita in direzione Palermo. Quindi l'uscita obbligatoria per raggiungere il capoluogo ennese è lo svincolo di Dittaino o lo svincolo di Mulinello. Per quanto riguarda la situazione sulle strade statali, sulla SS 121, la Catania-Paternò, c'è traffico intenso tra lo svincolo di Piano Tavola in direzione Catania, e sulla strada statale 192 si segnalano rallentamenti all'altezza di Catenanuova a causa dei lavori di demolizione del ponte di Taino. Altre notizie particolari non ne abbiamo. Ricordiamo sempre a tutti gli utenti della strada che guidare in sicurezza è un dovere verso se stessi e verso gli altri. Basta eseguire con attenzione pochi e semplici regole per garantirsi una guida davvero sicura e senza problemi. Vi ricordiamo di effettuare un check-up specialmente al veicolo, specialmente se dovete fare viaggi lunghi, mantenere sempre la
concentrazione e tenere bene a mente e rispettare le regole del codice della strada. Per il momento è tutto, dalla Polizia Stradale, buon viaggio, buona strada. Grazie, buongiorno al dottore Giuseppe Cammarata, commissario della Polla Strada, ci parlava questa mattina da Enna. Adesso invece apriamo il nostro sguardo sulla situazione viabilità sulla città di Catania. Cominciamo lo stiamo vedendo già, la situazione che c'è sulla circonvallazione. Vedete, la viabilità sembra abbastanza fluida, solito traffico del mattino a quest'ora con qualche piccolo rallentamento. Dalla Tondo Gioieni passiamo invece in via Vincenzo Giuffrida, dove la situazione sembra un pochino più, diciamo, caotica, nel senso che il traffico sia in entrata che in uscita dalla città di Catania presenta un po' chiaramente di code, ma ripeto, siamo nell'ora di punta del mattino. Possiamo rientrare in studio adesso, una breve sosta, subito dopo torneremo di nuovo alla lettura dei quotidiani con Emanuela Corsi, stavolta con le notizie non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia da Emanuela Corsi adesso per la lettura dei quotidiani nazionali e le notizie non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Sì, intanto vediamo la prima pagina del Corriere della Sera e in primo piano oggi c'è questa notizia che riguarda la finanza italiana, perché Unicredit offre a sorpresa 10 miliardi per acquistare BPM, il Banco Popolare di Milano. Questo fa saltare l'accordo tra BPM e Banca Italiana con un'altra banca italiana, Monte dei Paschi di Siena, che era tanto voluto e caldeggiato dal governo. Infatti, di fronte a questa mossa di Orcel, appunto l'amministratore delegato di Unicredit, c'è il muro del governo. Leggiamo no di Salvini, Giorgetti che evoca il Golden Power, che è uno strumento normativo che ha un governo per bloccare certe operazioni appunto finanziarie. Appunto Orcel nessuna ambizione su Monte Paschi di Siena. Questa è stata la sua rassicurazione. E poi non solo questa notizia, dall'altro lato ieri era il 25 novembre, appunto giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Ci sono state due udienze importanti, una che riguarda Filippo Turetta, ricordiamo l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin che ha ucciso la ragazza di fronte al rifiuto di tornare assieme, e il PM ha chiesto l'ergastolo appunto per l'imputato, ma poi c'è questa sentenza simbolo. Impagnatiello appunto è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano. Entrambe le ragazze si chiamano appunto Giulia, di queste due tragiche vicende. Lei era incinta di 7 mesi, aspettava il loro bambino. Impagnatiello prima ha cercato di avvelenarla, poi l'ha uccisa a coltellate e dopo ancora ha cercato pure di disfarsi del cadavere dandole fuoco per lui. Non ci sono stati dubbi, appunto i giudici lo hanno condannato all'ergastolo. Quindi la sentenza da un lato, la requisitoria del PM dall'altro per quanto riguarda questi due assassini. Poi andiamo a vedere le altre notizie, andiamo negli Stati Uniti perché cade l'accusa a Trump per l'assalto a Capitol Hill avvenuto a gennaio appunto da parte dei sostenitori di Trump quando venne sconfitto poi da Biden. E poi vediamo ancora Musk e l'impero, la nuova Roma sognata negli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece la guerra in Medio Oriente, tregua in Libano, atteso l'annuncio di Biden e Macron. Allora, andiamo all'interno, anzi andiamo a vedere un'altra prima pagina, vediamo Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alla sfida delle banche, blitz di Unicredit su BPM, operazione da 10 miliardi, così rischia di saltare il terzo polo su MPS. Il governo, mossa non concordata, l'AD Orcel dice l'Europa ha bisogno di istituti più forti, l'obiettivo di Unicredit è quello di diventare la terza banca europea.
il no di Salvini, intervenga Banca Italia, e poi Giorgetti che valuta appunto l'utilizzo del Golden Power. Vediamo per quanto riguarda la politica italiana, scontro all'interno della maggioranza, soprattutto tra Lega e Forza Italia. Scontro su che cosa? Sulla canone RAI che la Lega vorrebbe ridurre, mentre invece Forza Italia non è d'accordo, appunto lo strappo di Forza Italia. Ma sempre per quanto riguarda la politica, vediamo anche cosa è accaduto all'interno dei 5 Stelle, con Grillo che fa ricorso e chiede che si ripeta il voto. Conte che ha incassato naturalmente la vittoria, vittoria da parte della base, insomma, del movimento, parla di sabotaggio. E poi qui vediamo la mamma di Giulia Tramontano ieri, dopo la lettura della sentenza di condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. Ergastolo, appunto, i genitori di Giulia dicono questa non è una vendetta. C'è stata anche un'intervista, delle battute subito a margine di questa sentenza, dove i genitori ricordano che nulla potrà restituire mai loro la figlia, la loro vita appunto è stata distrutta. Questo tornando al tema che non esistono soltanto le vittime dirette, ma purtroppo esistono anche esistono drammi familiari dietro appunto a queste storie. Andiamo a vedere all'interno intanto questo blitz di Unicredit su BPM che non è piaciuto al governo. 10 miliardi in azioni per crescere in Italia. L'istituto lancia un'offerta pubblica di scambio sull'ex Popolare di Milano, si consolida il secondo gruppo dietro Intesa. L'amministratore delegato: l'Europa ha bisogno di banche forti. Ricordiamo che poco tempo fa Unicredit aveva appunto fatto una scalata anche in Commerzbank, la banca tedesca, della quale ha ottenuto il 21%, ma vorrebbe crescere fino al 29%. E poi vediamo anche questo scontro sulla canone RAI che paralizza la manovra. Forza Italia diserta il Consiglio dei Ministri, la Lega insiste con un emendamento al DL Fisco in Senato, gli azzurri bloccano i lavori e chiedono il ritiro. Salvini rilancia la flat tax, l'esecutivo teme inciampi adesso in aula. E poi c'è la Meloni che è abbastanza indispettita da queste diciamo querela all'interno della maggioranza, dice adesso basta, diamo l'impressione di essere litigiosi al nostro interno. Vediamo la notizia dell'ergastolo appunto per Impagnatiello, non è vendetta, è solo giustizia, dice la famiglia, lacrime e abbracci per i Tramontano alla lettura della sentenza per l'omicida. Ecco, ci sono anche 3 mesi di isolamento diurno. Poi ancora, abbiamo poco tempo, andiamo a vedere la prima pagina del Mattino di Padova, perché a proposito, dicevamo, di sentenze e di femminicidi, ieri c'è stata la requisitoria della PM per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ergastolo per Turetta. Questa è la richiesta appunto del pubblico ministero, perché Turetta ha premeditato tutto, nessun tentativo di suicidio, voleva soltanto fuggire. Queste sono state appunto le parole del magistrato in aula. Oggi parla la difesa. Ancora, vediamo la Stampa di oggi con ancora Unicredit BPM, governo sulle barricate, e poi violenze. Ieri il discorso di Meloni che attacca anche i migranti. Lei ha detto: mi diranno anche razzista, ma contro le donne l'incidenza delle violenze sessuali è più alta anche a causa delle immigrazioni irregolari. Mattarella, nessuna scusa. E poi qui la foto notizia, le 2 foto che di solito pubblica la Stampa per mettere a confronto 2 notizie, è dedicata proprio a Turetta da un lato e a Impagnatiello dall'altro. Le radici del male, così scrive. Vediamo velocemente l'ultima prima pagina, Angelo, e andiamo
ad avvenire. Ecco, per quanto riguarda il Medio Oriente, un'alba di tregua. Oggi Israele dovrebbe approvare il cessate il fuoco con Hezbollah, ma l'ultradestra frena. Con le guerre, mercato delle armi sempre più florido, crescono i ricavi del 7% e anche gli investimenti. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo nel corso della mattinata. Intanto noi facciamo una brevissima sosta, vediamo le previsioni meteo e poi saremo di nuovo insieme per il primo degli ospiti di questa mattina. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il transito di una debole perturbazione porterà fenomeni sparsi sulle regioni settentrionali, così come anche su quelle del medio-alto versante tirrenico. Altrove prevalenza di sole e dunque sulla Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e asciutta, con tempo assolato, salvo un po' di variabilità sul versante occidentale e a tratti anche su quello meridionale. Temperature massime diurne che saranno gradevoli per il periodo, infatti localmente si toccheranno ancora i 22-23 gradi. E dunque per la giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, tempo stabile ampiamente assolato con cielo sereno o al più lievemente velato nell'arco della giornata. I venti a tratti saranno sostenuti sul versante occidentale e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Siamo di nuovo insieme. Allora, viste le previsioni meteo, adesso parliamo di finanza, parliamo di investimenti e do il benvenuto e il buongiorno a Federico Rivi. Buongiorno collega, giornalista, buongiorno per essere qui con noi. Intanto grazie, proprio su Telecolor ogni giorno, grosso modo all'ora di pranzo, lo vediamo con una rubrica dedicata proprio agli investimenti. Stamattina parliamo di Bitcoin e criptovalute. Allora, la prima cosa che cerchiamo di capire, perché chiaramente chi non è esperto di questa materia si chiede, ma sono la stessa cosa? Che cos'è il Bitcoin? Che cos'è la criptovaluta? Così magari a chi ci segue da casa possiamo dare delle indicazioni. Buongiorno, grazie dell'invito intanto. In realtà no, non sono la stessa cosa. Purtroppo nell'informazione generalista si cade spesso nell'inganno di paragonare questi due mondi, ma si tratta in realtà di due settori, quello di Bitcoin e quello delle criptovalute, completamente diversi, persino antitetici, mi verrebbe da dire. Nel senso che Bitcoin, cercando di dirlo, è molto complicato spiegarlo in pochi secondi, ma cercando di ridurlo ai minimi termini, è di fatto un'infrastruttura di pagamento globale, pubblica, digitale, incensurabile, immutabile e chiara, dove le regole sono scritte nero su bianco e soprattutto è distribuita, cioè non c'è un controllo centrale, non c'è un ente a cui affidarsi per la gestione delle politiche monetarie, eccetera. E queste caratteristiche unite alla scarsità rendono di fatto Bitcoin un'alternativa. Bitcoin si propone come un'alternativa al sistema finanziario tradizionale, che sta dando dei vari casi d'uso in giro per il mondo. Il mondo delle criptovalute è completamente un'altra cosa. Il mondo delle criptovalute è fatto da emittenti, è fatto da intermediari, è fatto da aziende o fondazioni che controllano l'emissione di una determinata valuta e quindi di fatto reintroducono il sistema finanziario tradizionale ma in salsa digitale. Di fatto sono la stessa cosa del sistema finanziario tradizionale, non regolate e quindi potenzialmente anche più pericolose, e si distaccano profondamente da, come dire, il cuore di questa rivoluzione tecnologica che si chiama Bitcoin. Allora, andiamo proprio al Bitcoin, perché diciamo che l'esplosione del Bitcoin è stata progressiva nell'ultimo decennio, diciamo così, ma soprattutto dall'ultimo voto degli Stati Uniti, quindi praticamente all'inizio del mese ad oggi c'è stato un vero e proprio boom. Perché? C'è da dire come prima cosa che durante tutta la campagna elettorale Trump si è espresso più volte a favore di Bitcoin, purtroppo anche in quel caso a favore di Bitcoin e del mondo cripto, del mondo dei digital asset, con l'incapacità di distinguere la abissale differenza che c'è tra i due mondi.
E tutto l'esecutivo che Trump sta via via nominando. Sono state ultimate proprio negli ultimi giorni le nomine ai segretariati del nuovo gabinetto, del nuovo governo. Più o meno tutti i membri si sono espressi positivamente su Bitcoin, hanno pubblicamente dichiarato di detenerne, e quindi diciamo che il mercato sta scommettendo su una regolamentazione favorevole di Bitcoin e digital asset negli Stati Uniti d'America, e quindi sicuramente questo, come dire, entusiasma gli investitori. Però ci tengo particolarmente a dire che tutto questo entusiasmo nasce da delle basi molto importanti, nasce da una crescita di utenti del settore Bitcoin che è stata esplosiva negli ultimi anni, nasce da dei fondamentali che sono per esempio la potenza di calcolo coinvolta nella rete, che è una metrica fondamentale per capire quanto è sicura questa rete, e questa potenza di calcolo è ai massimi storici, cioè la sicurezza della rete è ai massimi storici, il numero di transazioni è ai massimi storici. Ci sono tutta una serie di fondamentali che hanno fatto entrare nuovi utenti, e negli Stati Uniti si parla di un ordine di decine di milioni di persone che hanno in qualche modo un'esposizione a Bitcoin, che sia che lo usano quotidianamente o banalmente hanno investito o lavorano nel settore, quindi magari sono persone direttamente coinvolte. Questo porta naturalmente a un interesse da parte della politica a intercettare una nuova nicchia di elettorato. E quindi tutto questo, come dire, questa esplosione che c'è stata negli ultimi mesi è dovuta alla crescita dei fondamentali di Bitcoin, che ha portato nuove persone a interessarsi al settore, a essere direttamente interessate al settore, e di conseguenza all'interesse della politica a intercettare questi voti. Va detto subito, dicevamo prima, un boom di Bitcoin negli ultimi 10 anni. Pensate che intorno al 2010 un Bitcoin valeva circa $9,50. Oggi questo valore praticamente è diventato impressionante. Allora dobbiamo anche dire che ci sono oppure no dei rischi nell'investimento Bitcoin? Assolutamente sì, non esiste alcuna cosa al mondo che sia completamente risk free, senza rischi. L'anno scorso Silicon Valley Bank, la 16ª banca americana per volumi, che gestiva 212 miliardi di dollari, è saltata per aria perché aveva investito troppo massicciamente in treasuries americani, in titoli di Stato americani, che sono considerati la forma di investimento più sicura sulla faccia della terra, e questo è successo perché per il drastico rialzo dei tassi di interesse operato dalla Federal Reserve. Quindi il rischio zero, anche se viene venduto da qualche economista, non esiste in economia, e di conseguenza esiste anche in Bitcoin. Soprattutto esiste se ci si avventura nella speculazione un po' avventurosa, se non si è effettivamente esperti, trader, si lavora nel settore, si vuole diventare speculatori da un giorno all'altro, i rischi di farsi male sono tanti, perché Bitcoin è un asset giovanissimo, è nella fase cosiddetta di price discovery, ancora il mercato non ha capito quanto vale Bitcoin, e quindi di conseguenza le fluttuazioni di prezzo, la volatilità è ancora molto alta. Più ci si focalizza nel breve termine, più c'è il rischio di farsi male fondamentalmente. Quindi generalmente, se c'è qualcuno interessato a Bitcoin, è meglio avere una prospettiva di medio o molto meglio lungo termine. Le speculazioni di breve periodo sono affare di pochi. Ti chiedo in maniera molto banale, ma come faccio a investire in Bitcoin? Guarda, molti dicono purtroppo ma Bitcoin costa troppo, non posso permettermelo, adesso siamo tra i 90 e i 100.000 dollari. Non serve comprare un Bitcoin intero, basta acquistare €1, €5, €10 di Bitcoin. Bitcoin è suddivisibile, pensate, in 100 milioni di unità, quindi si possono comprare anche solo dei centesimi di euro di Bitcoin. Ci sono un sacco di servizi online, basta fare una veloce ricerca su Google, non voglio fare nomi naturalmente per non fare pubblicità, però ci sono un sacco di servizi che permettono di comprare direttamente l'asset, non magari comprare un credito come sugli exchange, dove si lascia di fatto un credito come si lascia in un conto bancario. Si possono comprare direttamente i Bitcoin, l'asset sottostante, e conservarli con le proprie password, con le proprie chiavi private, che non sono altro che una lista di 12 parole da conservare accuratamente. È molto più semplice che aprire un conto bancario. Allora, prima di salutarci, noi tutti sappiamo che ci sono dei beni cosiddetti rifugio.
L'oro è uno di questi beni, perché quando magari le materie prime, il petrolio per dirne una, sta precipitando, si investe in oro e si è sicuri, o quantomeno insomma c'è una certezza di non andare incontro a forti rischi. Bitcoin può diventare o è già un bene rifugio? Lo può diventare, o meglio, la risposta varia a seconda delle aree del mondo. Nel mondo occidentale, dove siamo abituati ad avere una fluttuazione della nostra valuta tradizionale, l'oro o il dollaro nel caso degli Stati Uniti, scusate, l'euro nel nostro caso e il dollaro nel caso degli Stati Uniti, la fluttuazione è ancora bassa. Naturalmente Bitcoin è considerato ancora un asset di rischio. In larga parte del mondo, dove abbiamo inflazione a doppia o a tripla cifra persino, Bitcoin è già una riserva di valore estremamente più efficace di altri strumenti. Non può essere considerata al pari dell'oro oggi, perché l'oro ha un track record di secoli letteralmente, a qualcosa come 12.000 miliardi, potrei sbagliarmi ma siamo lì come capitalizzazione di mercato. Bitcoin, come dicevamo prima, invece è un neonato, ha ancora vari passi per dimostrare la storia e lo storico che ha l'oro, ma ha tutte le caratteristiche, anzi ha caratteristiche migliori, è più facilmente trasferibile, è più facilmente frazionabile, ha caratteristiche molto migliori dell'oro. Quindi Bitcoin nel suo futuro può diventare la migliore riserva di valore che l'essere umano abbia conosciuto ad oggi, e anche una moneta di scambio più avanti, quando la capitalizzazione di mercato sarà cresciuta e di conseguenza la volatilità molto ridotta. Allora, speriamo stamattina di aver spiegato un po' meglio questo mondo delle criptovalute prima, di Bitcoin adesso, quali sono i rischi, come ci si può muovere. Chiaramente ci si affida sempre a degli esperti, comunque, diciamolo. È sempre importante consultarsi oppure no? Beh, certamente, naturalmente. L'importante è sapere individuare i giusti esperti, perché purtroppo oggi, e lo dico da collega, insomma, da giornalista, nella stampa generalista si trovano interviste a sedicenti esperti o improvvisati, rappresentanti del mondo della finanza, che o per interessi personali o banalmente per mancata voglia di approfondimento cercano di gettare ombre sul settore. L'importante è stimolare l'approfondimento personale innanzitutto, e poi nel caso chiedere anche consigli ad esperti. Grazie al collega Federico Rivi, che ogni giorno nella fascia all'ora di pranzo, poco prima del telegiornale su Telecolor, spiega questo universo, perché possiamo definirlo un universo del mondo degli investimenti digitali e non solo. Buon lavoro a te, una buona giornata. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, allora noi adesso ci fermiamo ancora, una breve sosta, e poi cambieremo assolutamente pagina. Dal Bitcoin andremo a parlare di Black Friday, quindi cercheremo di capire che cosa sta succedendo in questa settimana. A dopo. Eccoci, siamo di nuovo insieme, altro ospite. In studio con me c'è Francesco Musumeci, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Che è vicepresidente nazionale di FISMO, che è la Federazione Settore Moda di Confesercenti, e poi anche il vicepresidente di Confesercenti Catania. Quindi così abbiamo inquadrato bene quali sono le attività del dottore Musumeci, che la scorsa settimana ha partecipato ad una riunione nazionale di Confesercenti. C'è stata questa assemblea nel corso della quale sono state in qualche modo evidenziate delle criticità, e vediamo quali sono queste criticità. Sì, lei dice bene, scorsa settimana Assemblea Nazionale, il consueto appuntamento che vede un po' le rappresentanze del territorio riunite in assemblea, e la Presidente, la De Luise, ha dato dei dati anche alla presenza del nostro Presidente della Repubblica. Abbiamo avuto l'onore della presenza, e ha denunciato quelli che sono dei dati allarmanti. È stato effettuato uno studio su, ampio respiro e su un arco temporale abbastanza vasto, volutamente, che vede l'ultimo decennio, perché fare uno studio sull'ultimo anno, sull'ultimo biennio è relativo, in quanto potrebbe esserci stato un evento particolare che lo ha condizionato. Sul lungo periodo si ha una media quindi più coerente. È venuto fuori il dato allarmante della sparizione di circa 140.000 negozi a livello nazionale. Di cui ho preso anche nota,
dall'altra parte, se da una parte spariscono 140.000 attività, da quest'altra parte... Qual è l'altra parte e quest'altra parte? Spieghiamo. Si ha una riduzione delle nuove aperture di circa il 52%, che addirittura vede arrivare al 76% per quanto riguarda gli ambulanti e il 40% bar e ristoranti. Quindi è evidente un arresto della crescita importante. E quali sono le cause di questo arresto della crescita? Le cause sono tante, è difficile sintetizzare, però evidentemente se vogliamo parlare del commercio su strada, quindi entriamo nello specifico parlando degli esercenti, uno dei grossi, al di là di quelle che sono, diciamo così, l'aumento dei costi delle utenze, il costo della vita che ha chiaramente scoraggiato l'acquirente a quelle emotività a cui era abituato nell'acquisto. Un altro elemento importante da dover sicuramente porre nel nostro focus è il che io definisco il web, che io definisco ormai un far west. Il web è incontrollato, il web soprattutto operato dalle grandi piattaforme straniere non diciamo così, riesce a essere normato. Quindi le grandi piattaforme non fanno altro che attingere la ricchezza sul territorio italiano e poi trasferirla all'estero, quindi non diciamo, depauperando e non lasciando alcun vantaggio né per l'erario né per diciamo, lo Stato né tantomeno per diciamo così, l'economia sul territorio. Allora cerchiamo di andare con ordine perché chiaramente questa è la settimana del Black Friday. È una settimana in cui molte persone magari pianificano degli acquisti perché sperano che magari un capo che hanno visto al mese di settembre adesso vada un po' in sconto e quindi possono fare degli acquisti. Una volta era soltanto un giorno, adesso si è esteso ad una settimana, quasi 10 giorni in alcune circostanze questa promozione. La vostra posizione rispetto al Black Friday? Lei ha toccato un tasto dolente perché il Black Friday, che come molti sapranno ha in effetti un'origine che non è nostra, statunitense d'oltreoceano, che vede, come lei ha ben detto, una giornata e solo una giornata di saldo, quindi è il famoso venerdì nero. In Europa, poi ancor più in Italia, è stato interpretato come una settimana, che addirittura qualcuno fa il mese nero, eccetera, eccetera. Questo cosa comporta? Sempre più diciamo, il compratore è disabituato a comprare a prezzo pieno. Durante l'anno abbiamo tutta una serie di iniziative promozionali che siano diciamo, la più emblematica è il Black Friday, ma il mid-season, il Family and Friends e quant'altro, che hanno ormai, dicevo poc'anzi, disabituato il compratore a comprare a prezzo pieno. Il compratore aspetta, diciamo così, salta a piedi uniti da uno sconto a un altro. Perché siamo abituati a sapere che se non è questo, tra 20 giorni ne avrò un altro e via dicendo. Ora però il Black Friday, circoscriviamo diciamo la conversazione il focus sul Black Friday. Il Black Friday è purtroppo sta generando un problema importante, che è quello di quasi prosciugare l'acquisto natalizio. Essendo in realtà a ridosso, a meno di un mese dal Natale, pone l'occasione per addirittura più del 30% degli acquisti che si effettuavano a ridosso del Natale in occasione del Natale, lo si anticipa al Black Friday con la scontistica dedicata. Quindi il rischio qual è? Il rischio è quello di lasciare in realtà il negoziante sotto le festività natalizie senza i volumi a cui era abituato. Allora adesso non voglio fare l'avvocato del diavolo, però devo in qualche modo anche, ma quando si decide di fare un'iniziativa, quando c'è un Black Friday, immagino che i negozianti aderiscono a questo progetto, a questa fase, perché evidentemente se tutti gli altri lo fanno rischiano gli altri di restare indietro. Infatti come funziona questo sistema? L'effetto è domino, ormai è un circolo vizioso, perché il non aderire al Black Friday diventa quasi un elemento penalizzante.
ripeto, il consumatore ormai è così abituato a determinate dinamiche che se non trova lo sconto per il Black Friday o addirittura anche una determinata percentuale di sconto, perché ormai si ragiona anche su quello, il consumatore protesta perché nel negozio accanto invece l'attività di Black Friday viene svolta regolarmente. Quindi tra l'altro, poc'anzi dicevo, circa il 30% degli acquisti natalizi sono stati anticipati e il 60% di questi acquisti avvengono su piattaforma web, quindi non solo si è perso, diciamo così, il discorso, ma il filo del discorso, ma addirittura si è trasferito anche a, come dicevamo poc'anzi, a quella piattaforma che poi pone tanti svantaggi per il negoziante su strada. Allora, a pagare di più sono i grossi centri, quindi la grande distribuzione, o altrimenti il piccolo negoziante? Credo che il più danneggiato nella catena che stiamo osservando è proprio il piccolo commerciante, cioè l'attività di vicinato, il commerciante su strada, il centro storico, piuttosto che l'imprenditore medio-piccolo è quello che paga un prezzo più alto. Allora, non dico che chiudiamo così come abbiamo iniziato, però se abbiamo detto che c'è questa grande crisi, questa profonda crisi con una perdita, diciamo, di attività impressionanti che non viene poi, diciamo, ricompensata dalle nuove attività che sorgono. In questo bilancio qual è la soluzione? Avete fatto l'Assemblea Nazionale, avete rilevato dei dati che sono certamente negativi. La vostra associazione, l'associazione di tutti voi, diciamo, commercianti, pensa, studia, sta diciamo, mettendo a punto un programma per ha le risorse non solo economiche, ma anche, diciamo, una forza per poter contrastare quello che, per quello che capisco, il web soprattutto, che è la grande minaccia. Sì, noi di Confesercenti a livello nazionale, su scala nazionale, abbiamo chiaramente studiato una strategia che possa in qualche modo fronteggiare, non dico risolvere, ma quantomeno arginare il problema. Primo su tutti è il desiderio di continuare un confronto costruttivo con le istituzioni, che non sia un confronto urlato, che non sia un confronto polemico, ma che abbia, diciamo così, un criterio costruttivo e che non rimanga solo a un'operazione di rito, il gioco delle parti, io te lo dico, tu lo ascolti, non ha cambiato nulla, cercando di cooperare per arrivare a diciamo così, delle azioni migliorative. Un'altra importante iniziativa, e lo abbiamo presentato, diciamo così, richiesta ufficiale al governo, è quello di affrontare il normare dell'acquisto online. Io non ho niente contro la piattaforma online, non ho niente contro la grande distribuzione, anzi sono felice che ci sia, diciamo così, in qualche modo anche un concetto di globalizzazione per quanto riguarda gli acquisti, però tutti devono giocare ad armi pari. Se la piattaforma estera vuole sviluppare miliardi di euro di consumi in Italia, debba in proporzione pagare quello che è giusto all'erario italiano. Se la piattaforma italiana vuole affrontare tutta una serie di politiche di sconto, di saldo, di promozione, eccetera, eccetera, che debba rispettare le norme che vigono sulle promozioni su ambito nazionale, così come fa il piccolo o grande o medio commerciante sul territorio. Vabbè, insomma, c'è tanto lavoro, non è finito certamente, anzi direi che sta iniziando adesso questo lavoro, perché capiamo bene, ci rendiamo conto che è molto difficile poter diciamo, bloccare le iniziative a livello mondiale di grandi colossi del commercio, ma non solo del commercio, perché
questo è un problema che si ripercuote su tutto quello che arriva dalla rete, tutto quello che la globalizzazione ci impone con, diciamo, la connessione mondiale. Ogni paese poi ha le sue regole, ogni paese fa le sue leggi, bisogna trovare una sintesi e capisco che non è, diciamo, semplice. Grazie per essere stato con noi, per averci chiarito appena qualche aspetto a Francesco Musumeci, che è il vicepresidente nazionale di FISMO, che è la federazione del settore moda di Confesercenti. Buon lavoro, in bocca al lupo intanto. Noi ci dobbiamo fermare, fra poco parleremo di multe che dal 1° gennaio potrebbero diventare ancora più salate. A fra pochissimo. Ancora ben trovati a Buongiorno Sicilia, adesso un altro collegamento, in diretta con noi c'è Mauro Antonelli, buongiorno, che è il direttore del Centro Studi Unione Nazionale Consumatori. Perché stamattina parliamo con lei? Perché qualche giorno fa è stata licenziata in maniera definitiva la riforma del codice della strada, c'è un nuovo codice della strada, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a giorni sarà praticamente di fatto a tutti gli effetti una legge dello Stato. Lo è già, ma per entrare in vigore, sapete, c'è quel periodo detto di vacatio legis, per cui adesso arriverà. Arriverà, che cosa significa? Significa che dal 1° gennaio alcune infrazioni al codice della strada potrebbero costare carissimo direi. Perché? Faccio un esempio: l'eccesso di velocità, che è la multa più contestata agli automobilisti italiani, potrebbe arrivare fino a 203 euro se si guida 10 km orari in più rispetto al limite di velocità che è stabilito su un determinato tratto di strada. Allora, c'è in arrivo un salasso per gli automobilisti che sono però indisciplinati, attenzione, perché le regole ci sono e vanno rispettate, questo va detto. Assolutamente sì, siamo per il rispetto delle regole e quindi va benissimo, diciamo, che tutti i trasgressori siano puniti. E il vero problema è che, indipendentemente dalle modifiche introdotte ora dal Parlamento per quanto riguarda il codice della strada, il punto è che c'è un adeguamento biennale per quanto riguarda le multe, cioè ogni 2 anni gli importi delle multe in base all'inflazione che si è verificata nel biennio vengono comunque adeguate. Mi chiedo scusa, sulla base di cosa vengono adeguate? Dell'indice FOI senza tabacchi, quindi insomma dell'inflazione più o meno che si è avuta. Okay. Ora, erano stati bloccati perché c'era stata, vi ricordate, l'inflazione tra guerra in Ucraina e così via era esplosa, e quindi il governo aveva bloccato per 2 anni questo adeguamento. Ora c'è il rischio che, senza un intervento del governo, dal 1° gennaio si aumenti di nuovo l'importo delle multe, ma attenzione, non solo rispetto a questi 2 anni, ma rispetto anche ai 2 anni precedenti. Questo vorrebbe dire che le multe, così senza far nulla, potrebbero aumentare del 17,6%, considerato l'ultimo dato Istat, perché in realtà bisogna prendere l'indice FOI di novembre, che ancora non c'è, per sapere esattamente quant'è la percentuale. Ora 17,6 è veramente troppo. Perché? Perché allora tutto nasce dal fatto che le multe erano, diciamo, decenni fa, erano rimaste ferme ed erano diventate insignificanti. E quindi si decise che d'ora in poi le multe, quando c'era stato il nuovo codice della strada, dovevano essere adeguate in modo ogni 2 anni, in modo tale da mantenere la stessa efficacia dissuasiva. Se non che cosa è successo? Che gli stipendi restano fermi, quindi quelli non vengono adeguati all'inflazione. Le pensioni vengono adeguate parzialmente all'inflazione a seconda dell'importo. Se l'inflazione esplode così tanto come è successo in questi ultimi 4 anni, è evidente che un rialzo del 17,6 è totalmente sproporzionato. Le chiedo scusa. Anche perché, sì, giusto, corretto il suo ragionamento, ma a questo punto voi come diciamo Unione Nazionale Consumatori, che cosa chiedete al governo? Che il ministro Salvini blocchi gli adeguamenti, anche perché, e qui è il secondo problema, ogni governo, per cercare di affrontare il problema degli incidenti mortali e della sicurezza stradale, nel frattempo ogni governo
ha modificato il codice della strada, l'ultimo l'ha fatto in questo momento, sta entrando in vigore comunque il nuovo codice della strada, ha già comunque innalzato le multe. Quindi la logica di adeguarle dal punto di vista biennale ha senso solo se uno non fa alcuna modifica del codice della strada e tiene gli importi fissi degli ultimi 20 anni, allora ha senso adeguarli. Ma se uno continua ad aumentare, ad inasprire le multe, allora non c'è bisogno di aggiornare ulteriormente queste multe in relazione all'inflazione, perché le ha già, tra virgolette, aumentate. Quindi non ha proprio senso. Quindi chiediamo al ministro Salvini, come ha fatto nel 2022, di intervenire nuovamente entro la fine dell'anno, possibilmente con la legge di bilancio, per bloccare un aggiornamento che, ripeto, è del 17,6% e quindi assolutamente spropositato e assurdo. Dottor Antonelli, le chiedo una informazione. Se uno non ha pagato la multa perché non è arrivata, diciamo così, perché non l'ha pagata volutamente, e si ritrova a ricevere poi una cartella esattoriale, perché succede così, con tutti questi aumenti, quanto sarà lievitata? Questo è poi un altro problema, perché non si capisce perché i comuni non sono bravi a farti arrivare la multa, perché molti non la ricevono, poi ricevono direttamente la cartella esattoriale, che si può impugnare però, nel senso che se uno non ha mai avuto una multa notificata, deve assolutamente impugnare la cartella, evidenziando appunto che non ha ricevuto nulla. Se invece si è dimenticato di pagarla, a quel punto non può fare assolutamente niente e pagherà tutte quante le solite maggiorazioni. Voglio dire una cosa sulla questione degli incidenti stradali. Sì. La scorciatoia di aumentare gli importi è una scorciatoia che adottano i politici per dire: sulla sicurezza stradale ho fatto qualche cosa. Ma non è che se la multa per l'alta velocità passa da 200 a 250 euro, sto dicendo delle cifre Barbara, in realtà aumenta effettivamente la sicurezza stradale. Cioè la verità è che devono aumentare i controlli, perché senza i controlli non si va da nessuna parte. Quindi questo è il problema che sta all'origine. Tutti i politici adottano la scorciatoia più semplice, ma oggi i controlli sulle strade, dei vigili che ti bloccano e ti dicono stai andando troppo forte, non ci sono più, perché al limite la multa che arriva dopo che sei andato velocemente, ti viene notificata a casa perché c'era un autovelo nascosto. Non è così che si fa la sicurezza stradale. Quando uno sta andando forte dovrebbe essere bloccato mentre sta andando forte, perché in quel momento costituisce un pericolo. E invece da noi la gran parte delle multe sono per ZTL e sosta vietata, che non producono praticamente incidenti. Adesso si aumenta la questione del telefonino, ma le multe date per quanto riguarda i telefonini sono assolutamente insignificanti, cioè le multe date per la precedenza sono pochissime, quindi la verità è che bisogna aumentare le multe e i controlli per quanto riguarda le cose pericolose che producono effettivamente incidenti. E questi sono dati. Sì, dottore Antonelli, chiudiamo con un dato che viene fuori da una vostra riflessione, da alcune associazioni di categoria, cioè a tutela dei consumatori, perché nel 2024, secondo quello che viene fuori, la spesa per le famiglie per le violazioni al codice della strada ha un tetto impressionante, 1,3 miliardi di euro. Questo è uno studio che vi viene sottoposto di Codacons. E risulta anche a voi questa cifra? Non abbiamo fatto questo tipo di studio, che non sono in grado né di confermare né di fare altro. Quello che vi posso dire però è questo, cioè che questi importi delle multe sono per la gran parte dati per delle multe che vengono date perché i comuni sono i primi a violare il codice della strada. Quindi ad esempio la sosta vietata, non ci sono abbastanza posti, cioè la verità è che i proventi dei parcheggi per il codice della strada dovrebbero essere destinati alla costruzione di nuovi parcheggi. Non vengono costruiti nuovi parcheggi, gli automobilisti non trovano quindi il posto, la mettono, sbagliando per carità, in un posto vietato, ma tutto parte dal fatto che i proventi delle multe dovrebbero, e qui il codice della strada non è stato modificato, per il 100% essere destinati per la sicurezza stradale, le multe ad esempio per velocità, e quelle dei proventi di parcheggi alla costruzione di nuovi parcheggi. Le ZTL sono cartelli, nessuno è così pazzo da entrare in una ZTL con la telecamera per farsi multare. Se entrano è perché i cartelli delle ZTL sono troppo piccoli e uno vede un segno piccolino con un nome
la data dell'ordinanza, dovrebbe scendere dalla macchina per capire di cosa si tratta e quindi viene multato per queste ragioni. Cioè, le multe facili sono date perché il codice della strada e i comuni non fanno abbastanza per, diciamo così, garantire al consumatore trasparenza e perfetta informazione. Quindi questo è il vero problema. Quindi invece di multare i pirati, i controlli del sabato io non ne ho più visti, io non vedo più i famosi controlli fuori dalle discoteche, sono spariti dalla circolazione. Quindi oggi nessuno fa più i controlli come una volta, ma vengono date le multe più facili, quelle che, ripeto, vengono da violazione dei comuni. Dottore Antonelli, noi ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è finito, però questo è un tema che anima e accende, diciamo, la discussione. La ringraziamo intanto per essere stato con noi questa mattina, il direttore del Centro Studi Unione Nazionale Consumatori Mauro Antonelli. Riprenderemo magari, vedremo quali saranno gli effetti, se effettivamente il governo ha posto, diciamo, una soluzione, ci ha messo è corso ai ripari, diciamo così, da questo punto di vista. Grazie ancora, una buona giornata. Grazie a voi. Adesso ci sono le pillole dell'almanacco e poi torniamo con Marco Amato e andremo a vedere le stelle di oggi. Oggi 26 novembre è la giornata mondiale dell'olivo. Questa ricorrenza è stata proclamata dall'UNESCO ed il COI, cioè il Consiglio Oleicolo Internazionale. È stato creato nel 1959 e raggruppa attualmente il 94% dei paesi produttori di olio d'oliva e olive da tavola. Il compito principale è quello di garantire più controlli sulla qualità dei prodotti per tutelare i consumatori. L'olivo, originario del Mediterraneo, è una risorsa naturale per le comunità rurali e rappresenta occupazione e sicurezza. Ma come funzionano i motori a 4 tempi? 4 è anche il numero delle fasi di lavoro, che sono aspirazione, compressione, esplosione e scarico. Una produzione regolare di energia viene consentita dall'utilizzo di più cilindri contemporaneamente. Tali motori risultano scomodi per alcuni semplici impieghi. Infatti in macchinari come i tosaerba vengono usati i motori a 2 tempi. E allora è il momento di collegarci con Marco Amato. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Bella tazzina anche oggi, ci sono delle piantine, vedo, in questa tazzina. Dei cactus. Dei cactus, ecco. Allora, Mi stamattina... aspettate oggi che parliamo di cactus? No, non penso, non credo. No, parliamo, ma siamo però abbastanza parliamo di un frutto, diciamo così? Ecco, va bene. Esattamente, è il frutto per eccellenza ormai, perché è il frutto assolutamente più costoso della storia, diciamolo pure. Ebbene, è la banana di Catalan, eccola qua in sovraimpressione. Fece scalpore questa installazione, questa opera di Maurizio Catalan, quando appunto venne installata è semplicemente una banana con del nastro adesivo appiccicata a un muro. Ebbene, seppure questa banana si vendeva per quotazione per $120.000, adesso è stata acquistata da Jumi Sun, che è un magnate di Bitcoin, per la bellezza di $6,2 milioni. Una quotazione notevole per un frutto assolutamente inusitata, ma il caso chiaramente si accende, perché è arte, non è arte? Sicuramente qua richiamo a me la mia abilità di comunicatore museale. Non concentriamoci tanto sul fatto che è una banana con un nastro adesivo, ma è il messaggio che vuole mandare, ovvero l'opera ha un nome, si chiama commedia, quindi è proprio nelle intenzioni dell'autore stesso dissacrare l'arte. Ecco, vedete una banana appiccicata con un
strada si va a un muro. È proprio quello che vuole riguardare una critica molto pesante all'arte, mascherata da una provocazione assolutamente irridanciana e che fa scalpore. Per cui sicuramente non vado a valutare se un prezzo oggettivo per un'opera del genere può essere valutato intorno ai 6,2 milioni di euro, ma come operazione comunicativa e provocazione artistica sicuramente Cattelan è stato un genio, e mi limito semplicemente a questo. Ebbene, Cattelan è un vergine, è proprio l'ultimo giorno della Vergine, il 21, quindi tra Vergine e Bilancia, grandissima abilità critica di questo segno zodiacale. Ad acquistarla Mr. Sun è un leone, e ancora più indietro abbiamo un cancro che è Elon Musk. Che c'entra Elon Musk? Addirittura il magnate di Bitcoin ha proposto ad Elon Musk di portarla su Marte. È un po' qua un delirio, insomma, di capitani d'azienda che sembrano voler arrivare all'Olimpo dell'arte e della concettualità. Vedremo. Cancro, Leone e Vergine non è un caso che tutta la fascia estiva, quindi quella più manifesta, a essere presa in considerazione. Godiamoci invece questa bellissima luna in Bilancia, che oggi porta raffinatezza e capacità di valutazione per Gemelli, Bilancia e Acquario. Ottimo per Leone ed Ariete. Un po' meno Ariete, che forse ha qualche ripensamento proprio perché la Luna è in opposizione, ma si farà anche aiutare e consigliare come un Sagittario, che oggi si ferma proprio Mercurio, quindi il pianeta della comunicazione, nei suoi gradi zodiacali, arrestando un po' tutto, ma facendo contare un po' sugli amici e sulle relazioni. I Terra sono un pochino più rallentati da questa Luna aerea che chiede a Toro e Vergine e Capricorno di correre un po'. Il Capricorno ha i suoi tempi, anzi lo fa lui il suo tempo. I Toro invece inseguono sempre qualcosa, i Vergini invece stanno temendo per adesso lo scorrere di un tempo che non è proficuo come si aspettavano. Cancro, Pesce e Scorpione e Acqua, con questa Luna in Bilancia sicuramente il Cancro dovrà valutare un po' meglio tutta una serie di azioni in famiglia, mentre invece Scorpione e Pesci si godono un momento lavorativo assolutamente di auge. Lo Scorpione in termini progettuali, i Pesci invece in termini interattivi e comunicativi. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Grazie Marco, buona giornata anche a te. Ci ritroviamo domani con l'appuntamento con le stelle. Adesso torniamo da Emanuela, che vedo ci fa vedere alcune, insomma, no? Parliamo di ecologia, di un mondo green, vedo. Sì, un pianeta senza plastica, questa è la sfida appunto ormai globale, il mondo insegue l'ultima utopia. Questa è Repubblica di oggi. In Corea il vertice ONU per limitare la produzione, impresa finora sempre fallita. E poi c'è uno studioso che dice: siamo drogati da anni di spreco, cambiare costerà caro. E poi ti faccio vedere velocemente per quanto riguarda lo spettacolo, vediamo La Stampa, Fiorella Mannoia, oggi c'è un'intervista alla cantante che compie 70 anni, vado da sempre controcorrente, dal marito più giovane alla politica. Lei ha sposato una giovane di 44 anni che è tra l'altro anche un famoso musicista. Disobbedire il nuovo album della cantante, già dal titolo è un manifesto, lo dedico ai giovani, dice lei, atterriti da ciò che sta succedendo nel mondo. Benissimo, grazie Emanuela, ci A te, ritroviamo Angelo. con te chiaramente a Buongiorno Sicilia nei prossimi giorni. Adesso invece noi ci fermiamo come sempre, c'è la musica, perché stamattina chiudiamo con Tiziano Ferro, che esattamente un po' di anni fa, il 26 novembre ma del 2006, era in vetta alle classifiche con Ed ero contentissimo, uno dei brani